Saluto Elena Danielis, responsabile regionale per il Movimento 5 Stelle. Buonasera. Al suo fianco vedete già Luca Bressan del Partito Democratico. Buonasera a tutti. E avete visto Antonio Lippolis, Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti, buonasera. Torna, quindi nevica domani, Everest Bertoli, l'assessore al bilancio. Nevica domani, abbiamo visto insomma delle cronache che sono un anno e mezzo che non mi inviti più. Ma non è e quindi vero. adesso porteremo il sole, non la neve. Stasera c'è la nebbia, insomma, un po' di sole a Trieste la riporteremo. Una Grazie. presenza Buonasera a tutti. una presenza strana. Una presenza strana. Non lo vedevamo da... Comunque no, scherzo, mi fa piacere ovviamente avere, ma ne approfittiamo per una serie di risposte, temi su cui ci si sta, di cui si sta dibattendo molto in questi giorni. C'è un altro passaggio tra questi che non ho ricordato, la Corte dei Conti che ha un faro sulle spese per la cabinovia, abbiamo qui l'assessore al bilancio, responsabile anche per il Porto Vecchio e molto altro, quindi ne discuteremo con lui. La Corte dei Conti ha attenzione anche per quel che riguarda la Triestina, ne stiamo parlando qui da quando il caso è esploso, non solo per il basket con tutte le anticipazioni che Marco Stabile ha dato anche al Caffè dello Sport in queste settimane, quindi insomma ci sono vari aspetti. Altra polemica di questa settimana è quella legata al controllo di vicinato. Chi è un fedele spettatore di Ring, per fortuna ce ne sono tanti, ricorderà che ne parlammo mesi e mesi fa, quando qui abbiamo spiegato, vi ho fatto vedere come tutti i comuni abbiano il controllo del vicinato, di tutti i colori politici intendo dire, questo non ce l'hanno tutti, però di tutti i colori politici. Quindi la veste di questa discussione oggi è particolarmente interessante perché abbiamo visto il sindaco non essere pienamente convinto, però è un dibattito che è tornato in questi giorni in comune. Vediamo, scusami il sondaggio Guido perché non l'ho ancora fatto vedere, poi gli sms 375 6458 500, ve lo ricordo, qui invece potete dire la vostra. Il controllo di vicinato secondo voi servirà per la sicurezza, è un sistema utile? Insomma, scrivete la vostra, dite la vostra, scusate, telefonando a uno dei due numeri, o sì o no, sentirete il segnale di occupato perché è un sondaggio anonimo e gratuito. Vi ricordo, lo faccio in breve, ognuno poi declina con un accordo differente. Il controllo di vicinato è quello che vedete con un bel cartello giallo nelle zone che hanno appunto questa iniziativa, di solito sono formati i responsabili di questi gruppi che poi si organizzano per avere una sorveglianza di cittadini, di residenti delle proprie aree. Non sono le ronde, non sono niente di ciò, è un allertamento di solito con un gruppo WhatsApp, banalizzo, ma di solito di questo è che stiamo parlando. Poi ognuno fa il suo regolamento. Voglio cominciare facendovi vedere appunto anche questi servizi con mi fai vedere il di Piazza de Gavardo, Guido, quindi abbiamo anche il sindaco su tutto ciò. C'è stato poi il caso di questi giorni della dichiarazione vera presunta che lei tra l'altro ha smentito in commissione, il caso strano, sì. Caso strano. Dopo ne parliamo, però qualcosa certo. diciamo. Va bene, mi fai vedere allora di Piazza sul controllo di vicinato, dai. Nessuna ronda, nessuno sceriffo, ma un gruppo di cittadini volontari che attraverso un coordinatore che avrà un canale preferenziale con le forze dell'ordine e in particolare con la polizia locale, monitoreranno il proprio quartiere anche solo vivendolo o con chat di gruppo per scambiarsi informazioni. L'assessora alla sicurezza Caterina De Gavardo difende la bontà della proposta del controllo di vicinato, contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana, a settimane in discussione in Consiglio Comunale. In caso di disco verde, questa attività sarà regolata da una cornice istituzionale, a sua volta stabilita dalla Prefettura. Si tratta di gruppi di cittadini che si offriranno per far rete assieme, individueranno un coordinatore, il quale avrà un canale preferenziale di contatto con le forze dell'ordine, probabilmente in particolare con la polizia locale. Il tutto però dovrà essere inquadrato all'interno di una cornice istituzionale che verrà organizzata dalla Prefettura e poi il protocollo sarà firmato dal Comune di Trieste, in cui verranno fissati gli ambiti di interesse di questo coordinatore, qual è la formazione che questo coordinatore dovrà avere, tutti i dettagli che in qualche modo costruiranno questo tipo di progetto. La proposta nasce dai quartieri. A San Vito un gruppo di cittadini ha dato il via all'iniziativa, poi portata ai tavoli comunali da un consigliere di Fratelli d'Italia e appoggiata da tutta la coalizione. Ma il sindaco, un po' a sorpresa oggi, ha risposto così. Così. Vedremo. Intanto iniziamo, dopo vediamo cosa succederà.
Una perplessità che ha un po' spiazzato anche la pentastellata Alessandra Ricchetti, che ha ascoltato in diretta le parole del sindaco, condividendone i dubbi. Sono in linea con il sindaco. Ecco, è una notizia. È una notizia, sono in linea con il sindaco. Scusate, ma io qui sono, come dire, preoccupata. Perché sono preoccupata? Perché non è compito dei cittadini occuparsi di sicurezza. Allora, comincio da voi, su questo vuole dire qualcosa, no? Sì o no? No, anche se non è posso parlare, è strano se parlo, non lo so. Segue il bilancio, segue il bilancio, però... Su cosa? Sul controllo di vicinato cosa sta succedendo e perché il sindaco ne è poco convinto, secondo lei? Perché il sindaco ne è poco convinto, lo dovete chiedere, il sindaco. Il controllo di vicinato è uno strumento assolutamente importante, che come ogni strumento, perché esiste già, la legge, la normativa che lo consente esiste già, va disciplinato. Se non va disciplinato è chiaro che non può funzionare. La Lega è qui, diciamo così, insomma, come parlavamo prima, non parlo dell'assessore al bilancio ma dal segretario della Lega. La Lega è assolutamente favorevole non solo al controllo vicinato, ma anche un'altra proposta che avevamo già fatto, che è già disciplinata dalla normativa regionale, che sono i volontari per la sicurezza, che si integrano molto bene in questo strumento, ma che va disciplinato e come amministrazione comunale lo dobbiamo disciplinare il prima possibile. Però è uno strumento estremamente utile e valido, va disciplinato. Ma sono tutte le forze convinte, cioè Fratelli della d'Italia, maggioranza? la Lega? No. Ma la Lega è... Allora... La Lega ne è assolutamente convinto e credo anche da quello che abbiamo visto, insomma, dichiarazioni dell'assessore competente del Catene Gabardo, anche i Fratelli d'Italia ne sono convinti e non è nessun problema. Ripeto, lo strumento è importante, la normativa regionale esiste già, lo dobbiamo disciplinare e sicuramente può funzionare così, integrato, ripeto, con l'associazione per i volontari della sicurezza, che esiste già anche questa normativa, ci sono degli elenchi della prefettizia su quale si può iscrivere, quindi sono due strumenti molto importanti, anche perché, diciamoci la verità, ritengo, la sicurezza non è di destra, non di sinistra, non è compito dei cittadini, è compito di tutti noi rendere la città più bella, più indicata e più sicura, anche con le segnalazioni. Ed è tutto questo, ripeto, disciplinata bene, è uno strumento molto importante e portentoso. Allora, Bressan, poi Lipolis e Danielis, dai. Io la penso diversamente, devo dire, nel senso che è uno strumento che può servire, uso il può, nel senso non c'è un'esclusione a priori, ma serve se affianca altro. E mi pare invece che l'idea dell'amministrazione sia un po' differente, perché ricordiamo che il centrodestra governa, le destre governano a livello nazionale, regionale, comunale da svariati anni. E uno dei temi sui quali hanno sempre fatto forza è quello della sicurezza. Mi sembra che poi, vedendo anche i fatti di cronaca, la sicurezza non sia molto percepita. Alcuni fatti anche più violenti, fatemi passare questo termine virgolettato, siano in incremento. E quindi c'è una preoccupazione delle persone. Ma invece di far fronte con le forze dell'ordine, con un potenziamento reale, che è quello che promettevano quando facevano opposizione, mi pare che ci sia il gioco un po' a scaricare il problema, usiamo questo termine, nei confronti dei cittadini. Qui scrivono addirittura controllo sì vicinato fino a un certo punto, ma essere pagati per i rischi, cioè quindi si dovrebbe trovare una formula per... Io ne parlavo dei volontari per la sicurezza urbana, volontari. Se posso anche continuare, scusi, sì, nel senso il discorso è anche semplice, nel senso noi stiamo parlando di una chat, questo si dice con una prevalenza di una persona che viene referenziata per tenere i rapporti con il comune. Queste chat di fatto già esistono, nel senso è uno strumento che aggiunge poco e rischia, secondo me, di avere anche un effetto negativo, potrebbe avere, cioè quello di prendere in carico solo le segnalazioni che arrivano, magari delle persone che sono coinvolte da una chat, solo se arrivano dal referente. Ma questo non è un buon modo di selezionare, dico, le segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, nel senso che la segnalazione è meritevole se è meritevole di per sé, non in base ai galloni che porta chi fa la segnalazione. E quindi c'è anche questo rischio. E dico perché, mi faccio solo finire questa cosa qua. Dico questa cosa perché quando l'assessore è venuto a presentare lo strumento del controllo del vicinato, comunque ha fatto menzione del numero di segnalazioni che arrivano. E quindi viene un po' il dubbio che sia anche un modo
per cercare di scremare, diciamo, a monte le segnalazioni, dando le referenze a una persona particolare all'interno di un gruppo. Posso dirla come l'ho capita io? Provi. Se in qualche maniera c'è qualcuno che è vicino politicamente all'amministrazione in quel momento, potrebbe scremare molto le segnalazioni. No, Dai, non credevo. Cioè, no, io dico semplicemente che non hai più, diciamo, la segnalazione che viene presa in considerazione per l'oggetto della segnalazione, ma c'è il rischio che venga presa in considerazione per la forza con cui viene presentata. Quindi una segnalazione di un referente di un controllo di vicinato vale di più della segnalazione del sindaco cittadino, che magari la fa su un problema più rilevante. Sì, ok, voglio dire Lipolis e Danielis subito. Prima vi faccio vedere un caso, tra l'altro, che abbiamo raccontato noi 3-4 di questi giorni, quello di un'ulteriore rapina ad opera di Maranza. Però non è che questo vieta a ognuno di chiamare forze dell'ordine nel momento in cui c'è un'emergenza, ovviamente. No, non vieta, ma sappiamo già oggi, in alcuni casi forse lo sa anche lei, che la difficoltà a farsi prendere in carico magari alcune segnalazioni esiste comunque. Quindi esiste, diciamo, una difficoltà. Nel momento in cui uno dice sto vedendo i ladri, non è che lo scrive in chat, per carità, no? O sto vedo che spaccano una vetrina, non è che lo scrivo in chat, cioè posso avvertire gli altri, ma chiamo i carabinieri, la polizia e faccio Stiamo intervenire. dimostrando che alla fine funziona poco o nulla questa Però posso dire, sto vedendo i ladri, sto vedendo i ladri. Tutti. Il tema è... Ma vedo una persona in difficoltà, vedo una persona in difficoltà in mezzo alla strada, una persona anche debole, che può essere insomma una ragazzina, un bambino, una donna, eccetera, e tutto Venite ad vedo là e aiutarmi. guardo, vi faccio i fatti miei, avviso, chiamo o anche intervengo. Guardate che il controllo vicinato, che sia il controllo del quartiere, anche intervengo, non credo rientra che sia, in anche una coscienza civica e civile che dobbiamo tutti avere. Però Assessore, anche intervengo non è l'opzione, perché credo che non competa al controllo di vicinato. Cioè, no, competa a tutti noi fare eccetera e fermare certe azioni violente. Può solo segnalare. Guarda, io so anche un po' oltre, è per questo che ho detto va disciplinato. Scusi, ma abbiamo già il premio SMS. Incentivate le nonne guardone dalle finestre, vedrete che arrivano segnalazioni a raffica. Allora, abbiamo i nodi paletta, facciamo anche i nodi finestre. Il nodi finestre è fantastico. Fermi lì. Allora, voglio ricondurre adesso, grazie, anche, scherziamo un pochino, ma vogliamo affrontare questo tema. L'ho già fatto, ripeto. Ho colto l'osservazione, diciamo, l'idea anche dell'assessore, però l'esempio è: in questa piazza c'è qualcosa che a noi non torna, vediamo dei movimenti, lo osserviamo. Allora, se lo dice un residente, il secondo residente, si discute nella chat, cioè diventa una sorta di confronto che non vuol dire il pestaggio, la rapina del momento, ma dei movimenti strani che si ripetono da alcuni giorni. Allora forse sto immaginando anche questa, diciamo, tipologia, no, di possibile intervento in questo confronto tra i residenti via chat, certificati e poi segnalato dal coordinatore. Mi fate vedere la rapina, poi voglio sentire Lipolis e Danielis. Ce l'hai, Guido? Ecco, dai. Lui preso a pugni in faccia, lei minacciata e strattonata, tutto per derubarvi degli smartphone. E questa la dinamica della rapina ad opera di una coppia di Maranza, a quanto pare già noti per precedenti nella zona di San Giovanni, andata in scena attorno alle 21:30 di ieri sera, martedì 4 marzo, in via San Pelagio, trasversale di via delle Docce, nella zona residenziale alta del Rione. L'allarme ai carabinieri è scattato a seguito di un residente che aveva notato dalla finestra del suo appartamento quella che apparentemente sembrava una lite e ha allertato il 112. Una volta sul posto i militari di pattuglia hanno trovato le due giovani vittime del reato, il ragazzo minorenne e la ragazza maggiorenne, che hanno raccontato l'aggressione subita da due soggetti che fanno parte di un gruppetto che gravita in zona. Il giovane, visibilmente stordito e con il volto tumefatto dal colpo ricevuto, lei invece ancora sotto shock. Il cellulare del teenager è stato ritrovato poco distante, mentre sono scattate le ricerche in zona dei carabinieri. Gli autori del gesto, che devono rispondere dei reati di rapina, lesioni aggravate e furto, sono infatti svaniti nel nulla. La vicenda, peraltro, ricorda da vicino quanto accadde il 17 febbraio scorso, proprio nell'adiacente via delle Docce, dove per questioni ancora legate a un telefonino si scatenò un regolamento di conti fra un gruppo di Maranza e uno straniero, in cui spuntò anche un coltello. Allora, che idea avete voi, Lipolis e poi Danielis, dai. Ma allora, intanto il governo Meloni, grazie al decreto sicurezza, sta predisponendo un piano assunzioni sia per quanto riguarda la polizia, sia per quanto riguarda i carabinieri, le guardie penitenziarie, quindi su questo campo ci andiamo. La sinistra sono i soliti gufi, cioè loro sperano che le cose vadano male per guadagnare qualche punto percentuale.
Quando va male in economia in Italia, spera che l'Italia sprofondi economicamente perché loro vincano le elezioni. Quando c'è un problema di sicurezza, e in tutta Italia c'è un problema di sicurezza perché loro hanno reso un tumore una metastasi, perché questa è la verità, hanno aperto, hanno cercato di aprire, hanno cercato di fare in modo che più migranti arrivino qua, più stranieri arrivino. Adesso godono del fatto che la situazione sta andando sotto controllo. La misura del controllo di vicinato, e probabilmente il sindaco ha storto il naso per questo motivo, è una misura importante ma sicuramente non decisiva. Il comune di Trieste, come il comune di Udine, che ha adottato questo piano, sicurezza partecipata. Il comune di Milano ha grandissimi problemi di sicurezza, perché ormai la situazione sta sfuggendo sotto controllo. La differenza tra noi e loro qual è? Che noi ce la stiamo mettendo tutta, con provvedimenti come il DASPO, come le zone rosse, come il controllo di vicinato. Loro invece gufano che le cose vadano male per guadagnare qualche punto percentuale, ma sono anche cretini, perché i figli di uno di destra con i figli di uno di sinistra avrà le stesse problematiche se questi problemi andranno avanti e si ingigantiranno. Quindi loro dovrebbero fare in modo di tifare, di andare tutti nella stessa direzione, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sicurezza, perché siamo tutti nella stessa barca. Solo che noi lottiamo in una direzione, loro lottano nella direzione completamente inversa. Danielis. Lunedì ero al convegno del più grosso sindacato di polizia. Uno dei dati Uno dei dati che hanno dato durante questo convegno è che sì, è in programma un piano di assunzioni, ma che è ben lontano dal riempire il turnover. Per cui ci troveremo tra 5 anni con molti agenti in meno di quelli che abbiamo oggi, nonostante il programma di assunzioni. E questo non è rinforzare la sicurezza, e questo non è rinforzare le forze dell'ordine. Dunque, francamente, a me viene molto difficile esprimermi sul controllo di vicinato senza aver letto il regolamento. Perché se non hai il regolamento in mano non sai che cos'è. E noi possiamo parlare di chat, possiamo parlare di vecchiette alle finestre, possiamo parlare di quello che volete, ma se non c'è un regolamento parliamo di aria fritta. Dopodiché potrebbe essere uno strumento utile, come no? Sta di fatto che se un cittadino vede un crimine, già oggi è tenuto a chiamare le forze dell'ordine. Sta di fatto che se qualcuno incontra una persona in difficoltà sarebbe cosa buona e giusta che si facesse avanti per aiutare, a prescindere dal controllo di vicinato. Dopodiché, se il controllo di vicinato è un sistema di controllo di una certa utilità, potrebbe anche essere, ma io continuo a dire senza un regolamento su cui discutere di che cosa stiamo parlando. Della possibilità, ok, la possibilità era già prevista per legge, attuarlo significa fare un regolamento, punto. No, posso dire ancora una cosa, prima ho visto che ha chiesto... Dite veloci che vado in pubblicità. Però volevo rispondere ancora una cosa. Allora, pensare di mettere un poliziotto o un carabiniere in ogni via della città, perché noi abbiamo visto che quando c'era il presidio in piazza Garibaldi, i problemi succedevano in via Foscolo o in via Pascoli. Allora, pensare di mettere un poliziotto o un carabiniere in ogni via della città diventa problematico ed impossibile, anche perché abbiamo visto dalle cronache degli ultimi mesi che un poliziotto da solo, un carabiniere da solo, povero, che presidia un piccolo territorio, non può fare assolutamente niente, deve fare a sua volta una segnalazione ad altre forze dell'ordine, perché questi se ne fregano delle forze dell'ordine, perché in Italia se prendi a martellate, se prendi a martellate un poliziotto non finisci nemmeno dentro. Allora, primo, le forze dell'ordine non si muovono mai da sole. La squadra è sempre composta. Vogliamo riempire tutte le vie di polizia e di forze dell'ordine, allora questo vuoi? Pensi che un 10%, ma pensate che un 10%, voi pensate che un 10% di poliziotti in più risolva la situazione? Questo pensate? Ma io posso dire a Lipoli che deve smetterla di urlare perché sono a 1 metro di distanza e lo sento benissimo? Ok. Allora, fa parte del mio modo di
di interloquire. Assessore. Veloce, confermando che Sì. non c'è un metro di distanza, ma qualche metro in più, non è questo il punto. Comunque non ti sto alzando Allora. le mani, Daniele. Ci sto mancherebbe, semplicemente dai. parlando ad alza voce. no? Allora, Quindi vado veloce, so perché abbi un poi attimo di giustamente so che cortesia vuoi arrivare anche. al cabino Cortesia. L'entusiasmo. Scusate Anche ragazzi, la- noi staremmo facendo No, voglio dire, non è la disturbare. passione, più che l'entusiasmo è la passione. Come ho già detto, ci sono appunto, servono regolamenti, dobbiamo regolamentare tutto, serve un regolamento e noi rilanciamo anche l'associazione dei volontari, la Lega dei volontari per la sicurezza. Però c'è anche una questione molto importante, guarda, mi veniva in mente adesso perché avevo 25 anni allora, ero un giovane che appena cominciava a fare i movimenti universitari e tutto, eccetera, per dire all'Ipolis, che ha ragione, ma anche per dire a voi, che non basta, il problema non è il numero, il problema sono il rispetto e quello che noi percepiamo delle forze dell'ordine. Se oggi le forze dell'ordine sono percepite come una persona qualunque, non basta uno, non basta due, non basteranno nemmeno 100.000. Perché ho detto 2001? 2001 c'era una manifestazione, una delle tante manifestazioni, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, e a me dispiace perché quella manifestazione è morto un giovane, non fa mai piacere, è morto un giovane che cercava di uccidere altri giovani con un estintore. Caro Giuliani, Quel giovane, cioè G8, sto parlando di G8. quel giovane ebbe una sala del Parlamento, non so se era la Camera o il Senato, perché apparteneva ad un filone politico intitolata. E quei carabinieri che erano dentro e stavano facendo il loro lavoro, e uno di quelli sparò e poi fu assolto anche tutto, furono guardati come dei delinquenti perché un manifestante Però, gli lanciò un estintore. Perché fammi dire solo una cosa. No, non hai cominciato, quindi non puoi finire. Perché è normale in questo paese fare una manifestazione andando con estintori, mazze e aggredendo. Sì, però Quindi, quello quello che sto dicendo è il problema non è se mettiamo 10, 100 o 1 milione No, il o un problema è che milione siamo di carabinieri o di poliziotti. Il problema è che siamo tu tutto alla organico. polizia non devi sparare, non quello puoi. c'è, però Stop. per tornare a quel Poi caso là, il resto, infatti, torniamo e finisco, ok, fammi dire una è cosa. giusto anche che gli altri provvedimenti che sono a fianco delle forze dell'ordine, perché tutti vogliamo il bene di questo paese e di questa città, assolutamente, devono essere disciplinati. Ho capito. Però Allora, basta con chi... Quegli episodi là sono tutti contrari, no? Perché si cerca di fare, si fa una confusione che non è tollerabile. Esatto, cioè Nel voi senso- state dicendo che c'è anche una delinquenza imperante, diciamo, o preoccupante, che è frutto del fatto che non c'è da parte dei delinquenti timore nei confronti, rispetto delle forze dell'ordine. Ma non c'è più niente, Però è saltato, lei è sa saltato, che è Però mi stanno saltato. seguendo da casa, lo vedete cosa scrivono? Io non mi metto, finiscono nei guai le forze dell'ordine, figurati io se mi ci metto io. Ma non hanno mi ragione. Non rischio la pelle. Non stiamo parlando di questo, però dobbiamo chiarirlo, perché il controllo di vicinato è una segnalazione. Segnalazione. No, ho capito, non è che uno scende e piglia a pedate un Però rapinatore. quando viene proposto, perché no, sennò- su questo però qualcosa di corretto Dica che c'è vale nei pubblicità, dai. messaggi, perché quando viene proposto il controllo di vicinato, che è una segnalazione come dice lei correttamente, e già esiste di fatto in maniera informale perché già esiste, Dovremmo farlo come tutti, soluzione del problema della sicurezza, è normale che si crei questi fraintendimenti. La soluzione del problema di sicurezza è investire sulle forze dell'ordine e sugli episodi citati dall'assessore, tutti sono d'accordo che sono da condannare quegli episodi là. Però va detto che giustamente il poliziotto è stato indagato perché è una cosa corretta e ce lo ricorda l'ultimo episodio di cronaca che l'indagine dei poliziotti è una cosa corretta, perché quando uno esercita una forza come la forza di polizia e quindi può anche prevaricare qualcuno, può in questo caso uccidere una persona, è giusto che venga indagato. Poi è stato assolto perché probabilmente Ma ha fatto scusate, correttamente l'esercizio. Fare pubblicità, ricominciamo subito dopo. Capisco, vedo tutto, ripeto, c'entra anche il tema delle forze dell'ordine, va bene, qui stiamo parlando di una cosa in più, secondo me, diversa. E c'è un motivo per cui l'ho citato già allora, l'ho ripetuto stasera: i comuni guidati a centrodestra e i comuni guidati a centrosinistra hanno il controllo di vicinato e Sì, ho citati anche in Veneto. Però anche là c'è un discorso da fare secondo me. Come ho detto prima, appoggia altre misure. Per esempio a Udine c'è il poliziotto di quartiere, che è una misura prioritaria rispetto al controllo di vicinato.
Quindi è sempre col qualcosa col poliziotto di quartiere risolviamo il problema della sicurezza. È meglio sicuramente della segnalazione. Tu stai dicendo che la sicurezza la risolvi con la segnalazione. A Udine hanno grandissime problemi. Non c'è, perché ci ho fatto settimane di trasmissioni a Udine su questo. Quello che immaginiamo noi, il Bobby alla londinese, non c'è. Perché tutti noi immaginiamo, c'è stata la riapertura di alcuni distretti, definiamoli così, periferici però non c'è quello che gira da solo e sa tutto che sarebbe una cosa molto bella ci fosse in tutte le città. Ecco, va bene, pubblicità tra poco, dai. Rapina in pieno centro, è successo questa notte all'hotel Duchi d'Aosta, uno degli alberghi di lusso più famosi di Trieste. Un uomo col volto travisato è entrato armato di martello, ha spaccato una teca di vetro dove era conservato un orologio Rolex dal valore di circa 20.000 euro, l'ha preso, ha minacciato la receptionist ed è fuggito per via Diaz in monopattino. È avvenuto tutto molto velocemente, pochi istanti per entrare nella struttura ricettiva e mettere a segno il colpo. Terrorizzata l'addetta all'accoglienza in turno, che si è vista puntare il martello al viso. Era circa l'1 di notte. Il malvivente, descritto come alto dalla corporatura atletica, indossava pantaloni blu, giubbotto nero e dei guanti per non lasciare impronte. In spalla lo zainetto scuro, dove poi ha messo il Rolex prima di fuggire in monopattino per via Diaz e successivamente sulle rive. Probabilmente un colpo studiato da tempo. Evidentemente il rapinatore sapeva che appena varcato l'ingresso dell'albergo avrebbe trovato il prezioso orologio in esposizione. Sul posto sono intervenute 3 volanti della Polizia di Stato, partite poi alla caccia del malvivente, diramata l'allerta anche a carabinieri e polizia locale. Secondo quanto appreso, il rapinatore avrebbe minacciato con il martello altre persone che tentavano di ostacolare la sua fuga. Nella notte la città è stata messa al setaccio. Durante le ricerche la polizia ha fermato un soggetto in Piazza della Libertà. È stato trovato in possesso di un coltello con lama di 25 cm. L'uomo non ha saputo giustificare la presenza dell'arma, quindi è stato portato al commissariato di San Sabba e denunciato a piede libero. Nulla c'entrerebbe dunque con la rapina ai Duchi. La squadra mobile ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'hotel. Il rapinatore quindi sarebbe stato filmato. Acquisite anche le immagini dei circuiti pubblici del centro cittadino per ricostruire i movimenti del malvivente. La caccia prosegue. Ripeto, visto anche questo SMS, manca personale, cioè secondo me le cose c'entrano, tutto c'entra quando si parla di sicurezza. In questo caso non stiamo dicendo facciamo il controllo di vicinato per risolvere i problemi o credo, è uno strumento in più, Ferdinando, ecco, è uno strumento in più. Non è mai stato anche nelle altre città. Poi è chiaro che parliamo magari in Veneto di comuni minori, poi comunque i comuni minori hanno i carabinieri, hanno le loro forze. Ferdinando, volevo intervenire prima ancora una cosa. Allora, la politica può avere anche delle responsabilità, è chiaro che non siamo esenti da responsabilità, però anche la magistratura ci deve dare una mano. Lo stesso questore, se non sbaglio un anno fa, disse noi li prendiamo tutti, non c'è qualcuno che non viene preso. Però dopo in libertà si trovano persone che hanno 7 denunce, 8 denunce, 10 denunce, rapine, violenza sessuale. Ma io voglio dire, una volta se tu sputavi in muso a un poliziotto, ma ti facevi perlomeno 1 mese, 2 mesi dentro, era resistenza pubblico ufficiale. Ora questi non si fanno nemmeno un giorno. Io penso che un ragazzino di 18 anni, 19 anni, quanti anni hanno questi Maranza, così come in maniera molto antipatica sono chiamati, credo che dopo 1 mese che te li fai dentro, io credo che cominci ad avere una voglia di libertà, di pensare a quello che hai fatto. Ma se il giorno dopo tu stai dentro e se delle cronache, dei notiziari senti 23 reati, tra i quali violenza sessuale, e lo Stato deve pagare ancora 700 euro e viene espulso dall'Albania perché deve venire in Italia perché nel suo paese non è un paese sicuro. Sì, ma voglio dire, ma sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora la politica ha le sue responsabilità, molto probabilmente il controllo del vicinato non risolverà i problemi delle città, ma altri strumenti ci devono essere. La polizia li prende tutti, ma la magistratura non li può rilasciare ogni 5 minuti. E le leggi sono le stesse di 30 anni fa. Non è vero. Le leggi sono le stesse di 30 anni fa, solo che vengono interpretate in maniera diversa. Ma non è vero. Da sola la politica non ce la può fare. Posso dire una cosa su questo? Cioè chi sta governando, perché qua si sta perdendo il punto di riferimento principale. Ha scritto anche qualcuno, gli SMS sono chiari, stanno ricordando chi governa a tutti i livelli.
E anche il problema delle leggi compete il Parlamento. Chi governa in questo momento, faccio presente agli ospiti seduti qua di fronte a me, sono i partiti che loro rappresentano qua a livello territoriale. Ma voi siete i soliti gufi, siete gufi. L'opposizione non volete fa che nulla, le cose vadano male per prendere un voto in più. No, voglio che vadano bene e dico che chi fa le leggi sono i partiti a cui voi appartenete. Quindi hanno tutta la possibilità di cambiare anche le leggi se non funzionano e a oggi risulta che alla fine, mi faccia finire, risulta che poi la gente magari viene presa e viene rilasciata subito. E altra cosa che faccio presente è che più fatti di cronaca che sono successi erano per esempio anche adesso che governa il centrodestra, che ha sempre detto che la gente andava comunque, come si può dire, espulsi, anche soggetti che alla fine avevano già l'ordine di essere espulsi da questo paese. Quindi gli stessi problemi, o anche in forma maggiore, quelli che avete lamentato per anni, sono quelli che ci sono adesso e non siete capaci di risolvere. È in quello che il fastidio viene quando viene proposto il controllo di vicinato. Ma se Milano e Roma, che sono governate dalla sinistra, sono le città più criminali il modo d'Europa. di scaricare il problema parlate, dopo non essere stati in grado di far nulla sul cittadino. Devo arrivare ad altri temi, ragazzi, dai. Sempre sinistra contro destra. Il 9 marzo il tema. Chiudiamo velocemente qui, perché è giusto insomma dire, è giusto perché questo è un paese democratico che si basa su una separazione netta. Si dovrebbe basare, uso il condizionale, si dovrebbe basare su una separazione netta dei poteri, del potere esecutivo, del potere legislativo. Col referendum viene un po' di dubbio. Io non ho interrotto. È il potere esecutivo che compete al governo, del potere legislativo che compete al Parlamento e del potere poi di eseguire le norme della magistratura. Allora, in questo paese è vero, il Parlamento deve fare le leggi. E ogni volta che il Parlamento ha fatto le leggi, perché abbiamo anche avuto fior di ministri di centrodestra e di centrosinistra, centrodestra e centrosinistra, che quando hanno provato a toccare una parola magica, la riforma della magistratura, sono finiti tutti indagati. Quindi abbiamo un paese dove è vero che il potere legislativo compete al Parlamento, poi quando abbiamo una forza, una delle tre gambe di questo paese, che la creatura, quando i padri costituenti la costituirono dopo la crollo, dopo il fascismo, che ogni volta impugna perché le leggi del centri, l'ultimo esempio, i centri migranti all'estero, sono stati impugnati 3.000 volte fin quando, 3.000 è un modo di dire, perché fino a quando l'Unione Europea ha posto la parola fine, avrebbe dovuto porre la parola fine con l'elenco dei paesi Unione Europea e anche quella è stata impugnata. Danielis, dai. Come si fa allora a governare un paese dove, finisco, come si fa a governare un paese dove è vero che il potere legislativo compete al Parlamento, ma c'è un potere non esecutivo, quello del governo, ma quello della magistratura, che invece di applicare le leggi le contesta in ogni dove? Guardi, lei mi ha citato l'unico esempio che era quello dei centri di detenzione all'estero, che è un esempio probabilmente che soldi buttati via. Lascio la parola a Daniele. Dai, che poi faccio un'altra cosa. Io credo che intanto si dovrebbe cominciare a non delegittimare uno dei tre poteri dello Stato, che è la magistratura, che applica le leggi. Intanto. Poi non so quanto possa dire, perché siamo in par condicio, non so quanto possa dire della riforma della giustizia che sta arrivando con un referendum, ma io credo che indebolire la magistratura e aumentare il controllo della politica sulla magistratura sia una pessima idea in uno Stato democratico. Dopodiché, ricordo che se uno dei grossi problemi che vengono paventati della magistratura sono le correnti, la maggiore corrente attualmente in magistratura è una corrente di centrodestra. Quale? Non mi viene come si chiama il 96% democratica. Il 96% dei sindacati della magistratura è la magistratura democratica, gli iscritti agli sindacati. La maggior corrente, sinistra, diciamo, c'è area. No, sono sicura, la maggior corrente attualmente è di centrodestra. Ma non devono essere di centrodestra, le correnti di magistratura, scusa se ti interrompo. I magistrati sono persone e hanno delle opinioni e non c'è niente di male che abbiano delle opinioni. Dopodiché stabilire che il problema della sicurezza in Italia compete alla magistratura, questo mi pare veramente fuori dalle righe.
errato. Non è vero. Benissimo, allora se abbiamo un problema di sicurezza in Italia e siamo sotto organico sia nella struttura dei tribunali, sia come magistrati, sia come PM e in particolare come impiegati all'interno delle strutture, e se siamo sotto organico nelle forze dell'ordine, in tutte le forze dell'ordine e privi di mezzi, ma ci verrà in mente che la prima cosa che dobbiamo fare è investire. Ma guarda, guarda, e non dare alle persone... Hai ragione, io ti do ragione, ma ne cito solo 2 esempi. Ma se una ragazzina bionda, quello che era, viene fatta a pezzi, a fette e tutto, eccetera, da un gruppo di criminali, e questi dopo un po' sono liberi. Se 2 poliziotti vengono ammazzati da un criminale a Trieste, e questo dopo un po' li facciamo tutte le perizie, di chi è il problema? E dico, Elena, concludo con un'altra cosa. L'Italia, guarda, abbiamo aperto il tema del referendum senza aprirlo. Ci sono 27 paesi in Europa, di quali solo due, Italia e Grecia, non hanno la separazione. Lei ritiene che questi 25 sono antidemocratici? Dalla Francia alla Germania al Portogallo, per passare persino quella paese ex comunista che era l'Albania del 2016 a questa separazione netta, dove Elena un giorno non si può svegliare la mattina e dice oggi giudico e domani chiedo la pena. Non puoi, cioè è inumano. 25 paesi in Europa, tranne Italia e la Grecia, hanno la separazione e non sono paesi antidemocratici. No, però bisogna dire una cosa anche voi su questo, perché sennò la separazione dei 3 poteri è... Te l'ho bruciata, scusa. Certo, esatto, dai, tanto ne parlo dopo con il giudice Culotta e l'avvocato Leo. Dai, e dimmi quello che ho detto io, poi magari immagino sia per il sì, dica per il no, dai, se no... Io sono per il no. Ma il problema è che noi abbiamo una Costituzione meravigliosa che si basa esattamente sulla separazione dei 3 poteri, perché ci siamo accorti con lo Statuto Albertino durante il fascismo che il controllo del governo sulla magistratura non era una separazione delle carriere. Non era una mattina non ti puoi svegliare a giudicare Antonio e il giorno dopo puoi fare invece il PM. Non puoi un giorno fare il PM e un giorno dire decido io se è giusto o no. E comunque questa cosa l'ha già fatta la Cartabia. Uno può cambiare una volta nella vita carriera, una. Comunque noi votiamo sì e invitiamo a votare sì. Quello di cui parlava, penso ieri, sono i cambi su CSM. Quindi c'è l'altra parte di controllo della magistratura potenziale. Quindi, va bene. Comunque qualcuno mi dà Palamara? No, basta. Non citate, basta. Allora, ho detto, ne parliamo alle 22:20, quel che lei fermi con il giudice Culotta e l'avvocato Leo, quello è il tema referendum. Mi fai vedere, Guido, per favore, Corte dei Conti, il procuratore. Perché lunedì che succede lunedì? Che succede lunedì? La mozione. Ma il campionato di calcio si gioca la domenica. Non è che perché non hai fatto il fattacalcio che ci risulta questo, perché dall'intervallo ci risulta sta cosa. Sappiamo anche questo. Allora dai, vediamo a Corte dei Conti il procuratore, dai. Fascicolo aperto sulla cabinovia da parte della Corte dei Conti. Al centro la progettazione dell'opera con finanziamenti pubblici degli enti locali. È una delle numerose attività su cui l'ente di controllo finanziario regionale sta lavorando, accanto ad altri approfondimenti, tra cui quello della Triestina. Per l'impianto funicolare il procedimento è stato avviato dalle segnalazioni alla Corte dei Conti da parte di gruppi di cittadini e politica locale contrari all'opera. E sarebbe anche sembrato strano che dagli esposti presentati in questi anni non fossero stati avviati accertamenti. Alcune questioni sono ancora non chiare nella loro definizione, no? Ci sono delle opere importanti tipo l'Ovovia che ancora non si sa adesso quale destino avrà, la scelta politica è politica, quindi io non ci posso entrare per definizione. Poi vedremo se le scelte fatte sono state fatte in modo razionale
con l'utilizzo migliore del denaro pubblico. Un tassello che si aggiunge ai tanti altri che oggi ostacolano il progetto dell'impianto, dalle sentenze del TAR sulle questioni ambientali e successivo stop dell'approvazione della variante al piano regolatore in comune, ai finanziamenti, oltre alle crepe politiche sulla necessità di proseguire il progetto in una discussione interna al centrodestra. Ci sono diversi fascicoli già aperti, vedremo insomma, perché sono stati spesi vari soldi per le progettazioni, quindi valuteremo se queste progettazioni hanno avuto un'utilità o no, o in qualche modo in relazione all'opera che dovrà essere realizzata, visto che c'è stato un cospicuo contenzioso. Pure lì insomma, valuteremo insomma, gli effetti delle spese, perché i contenziosi pure costano. La conferma di un fascicolo aperto sulle spese di progettazione alimenta ancora di più il dibattito politico in vista della seduta di lunedì che si prevede pirotecnica. Riguardo l'Unione, il procuratore non si sbilancia, trattandosi di una questione molto recente e ancora in piena evoluzione, confermando però il focus sui movimenti finanziari attorno al club e che coinvolgono gli enti locali, vedi i debiti verso il comune che ha già sostenuto delle spese. Allora, questo appunto lo raccontavamo ieri e faceva riferimento allo stesso Bernardo, un esposto che tra l'altro raccontammo mesi e mesi fa e quindi poi sfociato in questo faro della Corte dei Conti anche sulle spese della cabinovia. Ora, voglio aggiungere a questo, poi diremo una cosa sul caso delle parole famoso, perché sennò passa il tempo e non ce lo dimentichiamo, però il 9 marzo in teoria ci si rivede, no? Il Consiglio Comunale. Sì. C'è il tema della mozione dell'opposizione, ne abbiamo già parlato molto la settimana scorsa. Che è stata ammessa, che era già quella la notizia. Vabbè, però già diciamo, loro dovevano confrontarsi e si arriva a questa giornata con qualcosa. Cioè, Forza Italia ha detto così. Cosa ha detto? Mettiamo un punto sulla cabinovia? Contro? Favorevoli? Astenuti? Ho capito cosa vuole dire. Ci vuole una carta, ci vuole un documento, non una dichiarazione. L'abbiamo detto. Su questo, tra l'altro, non ci sono i colloqui del sindaco. Mi faccia vedere se la Lega dice qualcosa, abbiamo il segretario. Sono curioso anch'io, i colloqui del sindaco volevo capire, perché il sindaco voleva fare i colloqui. Ok, questo voglio capire anch'io. Non mi dica lo che ha detto il sindaco, il sindaco ha chiamato voi anche della Lega, no? No, ha chiamato tutte le forze. Ma e cosa vi siete detti? Allora, che si fa della cabinovia? Io credo che, guarda, bisogna avere rispetto del sindaco. Pertanto, quello che ci siamo detti col sindaco, eravamo come Lega, poi ci sono state tutte le forze, eravamo oggi, anzi alle 15:15, guarda. Oggi alle 15:15 eravamo dal sindaco. Per discutere di questo. Suppongo che anche le altre forze politiche in orari diversi sono state. Non eravate insieme? No, suppongo. C'era solo la Lega o c'era la Lega Fratelli d'Italia? Suppongo. No, c'era solo la Lega. Suppongo, c'era solo, nel senso, noi, la Lega ha incontrato il sindaco su come sua richiesta alle 15:15. Abbiamo rispetto per la funzione del sindaco, quindi, e soprattutto per la figura, e quindi abbiamo detto giustamente quello che pensiamo. Spetta al sindaco fare la sintesi. Quindi, e qui la chiudiamo sulla parte eccetera. No, cosa pensate? Cioè voi avete detto al sindaco. Poi cosa pensiamo? È molto semplice. La Lega non ha cambiato idea rispetto a novembre, quando c'è stata un'altra riunione di tutte le segreterie di maggioranza. Abbiamo cambiato idea su questo processo, così come non abbiamo cambiato idea su un altro punto molto fondamentale, lo dico fondamentale per tutti quelli che dicono sì, no, ni, eccetera, perché poi c'è anche la Corte dei Conti che giustamente dice si ragiona non sugli articoli giornali, ma sugli atti. Pertanto la cabinovia non si costruisce e non si demolisce sui giornali o con una mozione. Ma con un atto dico ancora di più che ci sarà una finestra dove qualunque forza che sia contraria, e quella finestra è lunedì 16 marzo, è la prima finestra, dove il sottoscritto porta una versione di bilancio che può essere emendata. Quindi sfido tutte le forze politiche contrarie. Posso dire come l'ho capita? Prima la finisco io, poi dopo vediamo come se l'hai capito, perché sennò... Allora vediamo che... Vabbè, finisca, cos'altro vedi? Tanto dico, il 16 marzo, se ci sono delle forze politiche contrarie, posso presentare un emendamento alla versione di bilancio... Che dice che toglie 30 milioni, che sono quelli che avete accantonato. Che dice che proprio espunge l'opera. 30 o no, espunge l'opera. C'è questa possibilità. Poi se no ci parliamo sui giornali... Quindi avete mandato avanti la palla. Allora diciamo, tema 1. Avete detto al sindaco, noi della Lega, chi eravate? Lei?
Il segretario comunale e provinciale. Quindi lei è Polidori? Certo. Bene. E avete detto noi siamo per andare avanti. Ho rispetto al sindaco, qui non posso dire. Ma non Ripeto, c'entra che il sindaco, cosa avete detto voi? Abbiamo detto al sindaco che ripeto che la Lega non cambia, idea rispetto a quelle tutte eccetera. Poi se ci sono altre, se ci sono altre novità, ci adegueremo. Ok. Però mi risulta che da indicazione di giunta comunale avete dato l'indicazione di fare ricorso. Assolutamente, non ti risulta, è vero. Anzi, è nata anche la polemica se Bertoli ha votato o no. Non mi interessa, sì. Vabbè. E mi risulta anche, visto che ho visto venerdì scorso e so dove vuoi arrivare, ho visto la trasmissione, mi risulta che la regione fa ricorso. Il resto fatelo voi. Quando? Quando? Ma non è insopportante se quando la regione fa ricorso. Nei termini, dato mandato? Mi risulta, a differenza di quello che ho sentito qua, venerdì sera, perché anch'io quando non sono qui io sono dall'altra parte e sono anch'io un telespettatore. Complimenti. Grazie. Mi piace solo venerdì, si faccia forza. Eccetera. E tutto. Va bene. E tutto mi risulta che la regione Poi verremo smentiti domani, i politici sono fatti per essere smentiti. Siete dello stesso partito, cioè siete della Lega, Federica. Mi risulta che la regione presenta ricorso. L'ho sentito anche io stamattina. Mi risulta. Anche poi, stamattina. se qualcuno aveva dubbi venerdì scorso, allora, qui vediamo io sono responsabile delle parole che dico, non di quello che capisco gli altri o dei dubbi che possono avere gli altri su cose che ho detto o non ho detto. Capito? Poi intanto partiamo dal discorso della Corte dei Conti, perché esiste comunque un ordine di 3 problematiche, credo che sia il caso anche di dirlo, nel senso che è corretto che ci sia acceso un faro, perché a oggi, poi è da vedere, nel senso, se oggi l'opera comunque dovesse saltare, ci sono state delle spese che sono state fatte, quindi una quota, penso 1,5 milioni, 2 già spesi, un paio, come dice anche l'assessore, quindi lui ha il dato sicuramente più preciso su questo, e di quello si risponde, nel senso che di fatto è ovvio che ci sono state delle spese, alcune delle quali già oggi sono inutilizzate per forza, e penso alle stazioni per esempio di arrivo che sono saltate quasi subito, penso col giudizio della sovrintendenza. Poi ci sono i soldi anche spesi in contenzioso, perché è quello che diceva anche ovviamente il procuratore. Però, no, per dire, no, ma io non starei su questo, starei su quello che quello che ha detto arrivo, ma devono dare pubblicità, quindi allora vado su quello, ma dico, c'è politicamente quello, e ci sono anche i soldi persi del PNRR, i 48 milioni, perché anche quello la Corte dei Conti ovviamente indagherebbe se è perso un finanziamento. Detto questo, si arriva a una novità del dibattito che diciamo un po' confligge sugli elementi che avevamo finora, perché quando il sindaco, per sbrogliare la situazione, prima che Forza Italia si dicesse contraria all'opera, che Idea Giuliana con i 2 consiglieri si dicesse contraria anch'essa, che Porro con Futuro Nazionale dicesse di essere contrario, aveva invocato proprio l'asse con la regione, e la regione aveva risposto che la questione era territoriale, così come ha risposto alla fine lo stesso ministro Salvini quando è venuto qua e gli si è chiesto che i fondi fossero subito disponibili a livello nazionale. E quindi diciamo che su questa narrazione qua che c'era fino a quel momento si innesta in maniera un po' difficile da comprendere la volontà di fare il ricorso. Altra cosa che dico, il Comune tra l'altro avrebbe già dovuto fare ricorso dalle dichiarazioni, perché le dichiarazioni del Comune di fare ricorso sono di fine gennaio, credo. Metà. Sì, e in verità siamo arrivati comunque a marzo. Questo io lo spiego, c'è un motivo. Devo andare pubblicità. Però ritorniamo su questo punto. È certo che ritorniamo. Voglio la risposta anche. È importante quello che ha detto questa sera Everest Bertoli. Ci manca Fratelli d'Italia, che fermo lì Lipoli, non si distraga, ci devo dire. Settimana scorsa, come al solito, aveva Stefano Avian che ogni volta che c'è una roba complessa, povero, si becca un ring, cioè pare fatto apposta, quindi si trova nelle condizioni più delicate l'assessore Avian. Oggi abbiamo Lipoli, vediamo se sa qualcosa su questo. Dai, tra poco. Allora, sono le 22:09 di fatto in questo momento, voglio andare velocissimo perché abbiamo 10 minuti e poi il confronto sul referendum. Aveva fatto un'osservazione, quindi risposta però iper rapida. La risposta ci ha detto che praticamente anche la regione farà ricorso per quanto riguarda. A me risulta questo, eccetera, che sia il giorno prima, il giorno stesso, il giorno dopo cambia. Poi la risposta, ma il comune già
Il Comune a metà gennaio circa, giorno più, giorno prima, eccetera, aveva deliberato, il Comune, la Giunta, a dire vogliamo fare discorsi, prepariamo gli atti, perché ovviamente gli atti non si possono preparare in 1 o 2 giorni, è una causa complessa. Sì. E quindi adesso in questi giorni forse è stato depositato oggi, forse verrà depositato... Quello del Comune. Quello del Comune. Quindi Ok. ci vuole questo tempo. Vabbè. Però io sulla cabinovia voglio tornarci anche per un altro motivo, visto che sta diventando, perché poi è argomento della campagna e sarà argomento della campagna elettorale, ma sarà Tutto il oramai... contrario di quello che vorrebbe Forza Italia. Sì, ho capito che sarà, ma vi conviene? A prescindere che si faccia o si faccia, sarà argomento della campagna Che si elettorale. faccia o si faccia? Cioè, Che si quindi faccia o non si faccia, ok. sarà Anche argomento della abbattendoci campagna, anche per un il altro progetto, quello motivo, del anche per un altro motivo, e lo dico anche perché i fondi e tutto, che stiamo dicendo, Salvini, dai, guardate quello che è successo e sta succedendo a Genova negli ultimi 6 mesi, da quando sono state le elezioni comunali, dove c'è stata una campagna elettorale del sindaco Stallis, che ha vinto anche le elezioni del centro-sinistra, anche col grido non vogliamo il Sky Metro, in realtà lì non era una cabinovia, ma era un tram sopraelevato, 480 milioni, e qui risponde anche la Corte dei Conti in un certo momento, giustamente, legittimamente, lo hanno cancellato, dopo le elezioni hanno detto lo cancelliamo, hanno perso i fondi ministeriali, adesso sono in querel con il MIT dicendo no, noi abbiamo perso i fondi ma li vorremmo per un'altra opera, e hanno affidato al Politecnico di Milano uno studio indipendente, imparziale, quelle cose che piacciono molto, insomma, in certi ambienti di sinistra, dicendo qual è la soluzione migliore per risolvere i problemi di traffico. Entro e arriva in discrezione, poi a fine marzo arriverà lo studio, dove dicono la soluzione migliore è la cabinovia a Genova. Cosa fa il centro-sinistra? Vabbè, vediamo se farà la cabinovia dai, a Genova. Dai Danielis e poi li vediamo per Fratelli d'Italia. Io credo che uno dei motivi per cui ci sono stati tanti ricorsi è che non c'era questo studio alla base della cabinovia e fatti i conti sulle emissioni, sul risparmio di emissioni, sul traffico che dovrebbe assorbire, giustamente ai tecnici del comitato i conti non tornavano, ragion per cui sono stati fatti i ricorsi. Dopodiché, già nel momento in cui il fondo era transitato sul PNRR, si sapeva che non era fattibile l'Ovovia e si è detto tante volte anche in questa sede, perché il PNRR non ammette danni ambientali, e se una cabinovia passa su una zona Natura 2000 fammi finire, io ti faccio finire, ma non è vero, non è esatto quello che stai dicendo. Io ci lavoro col PNRR, lo so, ci puoi lavorare, ma non è esatto. Tu sai benissimo la FAC che è arrivata dopo, la risposta alla domanda, che diceva serve la vinca del secondo e del terzo livello, se si passa il terzo livello, possono essere confermate. Allora c'è una domanda, anche questo sarebbe, secondo me potrebbe essere anche materia per i giudici, c'è una domanda che viene presentata all'Unione Europea qualche giorno in concomitanza quando al Comune di Trieste viene negato il vinca del secondo e del terzo, il passaggio al secondo livello, e si passa al terzo livello. Sembrano questioni tecniche, ma in quel momento, mentre la gara d'appalto era stata fatta perché le regole europee lo ammettevano, una nota, non una regola, una nota chiarificatrice della Commissione Europea su domanda di una europarlamentare, possiamo poi dire nome e cognome per forza politica, dà una interpretazione diversa rispetto alle regole che aveva fissato prima. Possiamo dire insomma che anche questa è una materia su cui non possiamo dibattere? Dirlo, perché il PNRR su questo è molto chiaro. In effetti abbiamo fatto, guarda, ti farò presente tutte le opere costruite con PNR in piene zone ambientali. Non siamo in un'aula di tribunale, fermi, non voglio fare i codici codicilli, fermi, noi stiamo discutendo, il centrodestra sta trovando una quadra o no? Cioè Bertoli stasera ha detto una roba completamente diversa rispetto a quello che ha detto ovviamente Forza Italia la settimana scorsa, ma è una notizia che finalmente la Lega lo abbia detto. Ecco, questo voglio sottolineare come notizia, cioè, no? O giusto? Perché fino adesso eravate... Cosa ho detto? Faremo ricorso? Sì, no, lo sapevano tutti. Ha detto che voi avete detto di andare avanti. Che la Lega non ha cambiato idea rispetto a novembre, sì. È a novembre che avete detto. E questo è interessante. Abbiamo avuto un'altra riunione di maggioranza dove eravamo tutti d'accordo su questa linea. Poi tutti. Dai. Questo è molto interessante perché non cambiano
I punti critici su cui si basano i ricorsi che poi portano alla Corte dei Conti non lo so. Non cambiano. Non lo so. E il ricorso è interessante anche che la Regione si esponga. Flash, poi lì flash. Il tracciato è sempre quello? O è una parte? No, nella sua idea, nella vostra idea, nell'idea della Lega. Il Comune ha fatto ricorso. Vabbè, quello lo so, ma diciamo, la Lega ha detto, vabbè, sapete che c'è, se Forza Italia dice così, almeno facciamo quello. Ad oggi non mi risultano altre ipotesi, idee, eccetera. Va bene, Lipolis, cosa sa di quella che è la vostra idea o risposta a quello che è? Allora, noi siamo sempre stati favorevoli alla cabinovia con fondi del PNRR, siamo sempre stati favorevoli con i fondi ministeriali, siamo contrari con i fondi del Comune di Trieste, questa è la posizione di base. Il modo di operare dei comitati, che poi sono guidati dalla sinistra, perché insomma sappiamo da chi sono, è quella di fare insomma ricorso alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti, se voleva intervenire, poteva intervenire da sola. Questo è un modo vigliacco di fare politica, quando non si ha la forza di interagire con i voti, quando i cittadini vanno bene quando pattugliano, ma non quando controllano l'operato. Quando non si ha forza di interagire con le proprie idee della politica, ci si rivolge ad un organo terzo. Questo la sinistra l'ha sempre fatto. La Corte dei Conti, io che ricordo a mente locale, negli ultimi 30 anni non ha mai fatto pagare niente né ai consiglieri comunali né agli assessori, quindi tutti i ricorsi della sinistra sono sempre andati a vuoto. Sempre andate a vuoto. E un vizio della sinistra, cosa che la destra a memoria non mi ricordo faccia mai, è quella di ricorrere alla Corte dei Conti su delle spese fatte da una giunta, da un'amministrazione comune. Ma loro si appigliano, quando non hanno la forza di interagire con le idee, si appigliano insomma ad un organo terzo. È un modo loro di fare politica. Anche in questo caso probabilmente non succederà assolutamente niente, però molto spesso la notizia è più importante di quello che succede poi, no? Cioè, la notizia, interviene la Corte dei Conti, madonna, chissà che cavolo hanno combinato, dopo la resa dei conti molto probabilmente le spese saranno tutte legittime e quindi la Corte dei Conti, come è successo negli anni per decine e decine di interventi della Corte dei Conti, tutto finisce nel niente e molto spesso nemmeno con una risposta. Io ti ho dato due cose, due Quale? notizie. Quale? Prima? Ti ho dato due notizie. La prima, dammi un esempio dove la Corte dei Conti è intervenuta e ha fatto pagare ai consiglieri comunali qualcosa di tasca propria. Se vuole poi rispondere a questo, fammi un esempio. Fammi un esempio. Che sei tu che hai tirato fuori la No, io ti dico che è finito sempre tutto in niente. Ma stasera tutto in niente. Lipolis, dai che ho 2 minuti, devo dare anche il risultato. Il contratto non ha una penale fissa. È chiaro che per le regole, per le normative del codice civile italiano, insomma anche delle gare d'appalto eccetera, la società che ha firmato un contratto potrebbe richiedere fino al 10% il mancato utile, poi lo deve dimostrare tutto, fino al 10% dell'opera, quindi è una cosa estremamente variabile. Quello che sto dicendo, che è molto importante, oltre alla notizia del fatto che non solo il Comune fa ricorso, ma anche la Regione fa ricorso, è che, ribadisco, per uscire da un'opera ci vuole un atto che nessuno lo vuole toccare con mano. E ci vuole un atto per la Corte dei Conti, e quindi c'è una finestra, non la mozione del 9, il 16, ma c'è la finestra dove il sottoscritto porterà il 16 questa mozione, poi sarà una seconda finestra a giugno, e quindi tutte le forze che si dichiarano politicamente contrarie, anche per i comitati, lo dico anche ai forze di sinistra, che dicono hanno la possibilità di portare un voto e di farselo votare. E poi in aula si costruiscono maggioranze su questo tema, perché non è un tema insomma che ha ragione il sindaco, che dice che non fa cadere, si costruisce maggioranza e si assumono anche delle responsabilità di fronte a una procedura che è tecnicamente cosa succede? Lo dice no, votiamo, togliamo quei 30 milioni accantonati per la cabinovia, e cosa succede a quel punto? E succede a quel punto, insomma, che giustamente si va avanti per 12esimi, no, non c'è no, niente in quel no, caso, non c'è niente non di bilancio, impatta. Semplicemente c'è un atto che se c'è un atto formale, giustamente, che poi bisogna vedere anche che pareri tecnici avrà, sicuramente sarà attenzionato dalla Corte dei Conti. O in quel caso sarà attenzionato. Ma molto, certo. senza esposti. E quindi ecco perché dico, sfido tutti quelli che gridano, e finisco, quelli che gridano sui giornali, fatelo. Dai. No, il discorso, secondo me, quello che resta, al di là della notizia che ci dà l'assessore, resta il fatto che una posizione, mi pare quasi il modo di stanare chi ha preso una posizione differente. Quello che sta dicendo l'assessore è semplicemente quello. Però abbiamo 9 persone che oggi, dico, sui giornali comunque sono usciti con una posizione, e una spaccatura della maggioranza c'è, e c'è una prova di forza
di mettere al voto alla fine una variazione di un atto formale, l'unico che è il bilancio, per vedere se c'è una contrarietà reale. Su questo poi c'è anche la discussione della mozione, ma non so quale sarà l'ordine del giorno dei lavori di lunedì, perché è stata ammessa, perché prima dicevamo, tutto parte dalla mozione ammessa sull'Ovovia, che è rappresentata... Dove è stato stralciato un punto, tra l'altro. Centro... È stato stralciato un punto però per dico, paura di incorrere nel danno erariale anche dal proponente di quella mozione. Quindi l'opposizione aveva paura di incorrere nel danno erariale proponendo una mozione che diceva stralciamo assolutamente le cabinovie. È stata ammessa alla fine una mozione, era già quello un dato politico, nel senso che perché per nella i fondelli cittadini, no, siete voi che lo prendete per i fondelli, che governate e non state risolvendo i problemi e state prendendo per i fondelli cittadini, come sulla sicurezza che scaricate sui cittadini, quello che dovreste fare voi. Allora, voi posso dire, secondo me ci vuole chiarezza con i cittadini, ci sarà l'opportunità lunedì di votare contro la cabinovia, ci sarà l'opportunità di votare contro, ma di fare un dato per vedere quale sarà il comportamento della maggioranza. Lei dice che ci sarà alla fine a livello... Allora, mi fate vedere il risultato del sondaggio, ragazzi, controllo di vicinato sì o no serve secondo i nostri telespettatori? Sì per il 75,6%, no per il 24,4%. Questo è il risultato del sondaggio. Grazie a Elena Danieris.